Sabato è stata partita, cioè noi abbiamo messo tutta. Io devo essere onesto, lavoravo da Onestinger, quindi Bologna ha fatto qualcosa di più. Sì. Come diciamo noi, Sì, da mia come parte, sì. le mie sempre sagra. Mister, abbiamo saputo di un colpo grosso da parte dell'Hellas. Sì, forse viene Smaila a fare... Cioè, Sì. ieri si è rivista Obessa, ha detto non dobbiamo essere viziati, accontentiamoci di quello che c'è. È come se tu, magari un sabato sera, no? Sì. Che hai Morbino, no? Tu- Cosa sì. faccio? Io provo a tacchinare Stroppa che ho conosciuto su Facebook e magari lei dà 2 di picche. Che allora provi con altre che hai conosciuto, metti a Sagar di Bruscanzi, no? E anche quella dà 2 di picche. Aia, aia. Allora, provo con Cadenasso che che ogni mattina mi dà buongiorno con Gattino, ma anche lei dice no. Insomma, tu sei a casa da solo come un pitaro, scaldi pignatina con pasta asciutta Sì. col burro, no? Sì. Tacchi televisione, c'è posta per te. A improvviso suona il Sì. campanello. Attenzione. C'è tua ex morosa. Troppa? Bella stroppa, tu sorpreso, no? Tu fai entrare, tu offri sprissato con 2 olive, ciotolina con bagigi, no? E finché lei parla, tu cominci a guardare lei e dici, vabbè, avrà anche messo su 2-3 kg, vabbè. Ha capelli che sembra pianta di geranio, dice, Sì. vabbè, ha messo su sedere come Panara, vabbè. Vabbè, un po'. Dice, però un po' di ancora decadimento. Ancora? 2 belle Sì. pupille azzurre, no? Esatto. E dici, beh, insomma, piuttosto di stare qua a guardare Maria De Filippi, Vabbè, insomma. ci do una Ecco. bella opportunità di magari ricominciare insieme. Morale qual è? 30 Quando secondi. non hai più niente in cardenza, è buona anche minestra riscaldata. E io quello fa giocare. In collaborazione con Busetta e Boton. Le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.